beatrice e se volete rimanere aggiornati per i nostri nuovi video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qui sopra. Amici di GD Team, sono la vostra Beatrice, oggi ci troviamo qua a Fiesto d'Artico per il Palio del Ruzzante e seguiteci che vi portiamo con noi alla manifestazione. No, ti potremmo stare un po'. C'è anche l'intervistatrice, Nico, vuoi dire qualcosa? C'è Robert. Lui fa bei discorsi, sapori, dopo. Sarebbe il loro massimo. Perché Luca è a prova di infortunio è un po' più in là. Allora amici, come potete vedere siamo qua con i raffiguranti che stanno percorrendo le vie della città e niente, venite con noi che vi portiamo nella strada che stanno percorrendo.
Che baiano tardi. Vedi, loro ci hanno indicato la strada. La tradizione l'hanno vissuta questa giornata un po' per tutte le persone che sono venute a trovare e a conoscere la tradizione del Palio Berruzzante, anche nelle cucine, Gianni, perché nelle cucine sono state tutte proprio. Ecco, quelle cose tradizionali che è bello andare a riscoprire sono gli atleti di Mira che sono i campioni in carica tra l'altro, quindi è la squadra da battere assolutamente. Invece mancheranno Vediamo se si confermano. Abbiamo già posizionato questo d'arbitro anche Mira. Adesso vediamo piano piano entrare anche gli altri. Benvenuti amici di nuovo, ciao! Anche loro pronti e carichi per sfidare Mira in questa contesa. Fino all'ultimo naturalmente una sfida sempre ripeto emozionante perché non si sa mai come va a finire, perché essendo due manche poi bisogna attendere la sommatoria dei tempi per capire effettivamente chi è il più bravo, chi è il più veloce. Intanto hanno fatto il loro ingresso anche la terza squadra, gli amici di Campolongo con la fascia gialla, eccoli gli amici di Campolongo, ciao ragazzi! il Palio Berruzzante. Vedo tra l'altro che c'è anche il gruppo di Dolo che sono lì alla nostra destra che salutiamo, tutto il gruppo di Dolo, poi c'è quella lì che ecco, perfetto, vedi che con le lenti a contatto tu vai meglio. Eccoli Paolo Pulesi e Monetti, fotografi che oggi immortaleranno i momenti più belli di questa giornata, anche Mario Bonesi di Gigi Ferro Team presente per suggellare, insomma ricordare quello che sono le emozioni di questo bellissimo palio. Ecco, poi vedo naturalmente i rappresentanti delle amministrazioni comunali che sono qui con noi perché poi naturalmente non solo seguiranno il palio ma andranno anche a premiare ognuno con la propria squadra nel cuore, naturalmente quelli che saranno gli sfidanti di questo 17. Magari vi farei accomodare al centro, così magari vediamo un po' la loro esibizione e io li accoglierei, se siete d'accordo, con un grandissimo applauso. Abbiamo bandieratori e musici di Noale, il gruppo Tempesta, amici, che però ha portato il sole, quindi li accogliamo con grande entusiasmo. Eccoli qua, Tempesta è solo il nome.
Però complimenti, così. sì, hanno iniziato ufficialmente questa 17ª edizione del Palio. Io non so se vogliamo fare anche un saluto a tutti gli amministratori che sono con noi, visto che abbiamo raccolto i nominativi, quindi andiamo un po' a salutarli uno per uno. Siamo qui, allora innanzitutto salutiamo il sindaco di Fiesto d'Artico, Marco Cominato, grazie sindaco e grazie soprattutto per appoggiare ancora queste bellissime manifestazioni. Io magari le inviterei anche sopra se volete, tutti gli amministratori, così mentre vi presentiamo venite con noi. Così cogliamo anche l'occasione, vi presentiamo tutti quanti e poi magari un saluto anche da parte del sindaco. Salutiamo anche l'assessore Luca Callegaro di Campolongo Maggiore, ringraziamo e salutiamo il sindaco Luca Martello di Ticonovo e abbiamo Pesciatino per quanto riguarda il comune di Mira, mi manca però qualcuno mi sembra. Giorgio Castistra, ecco, mi mancava qualcuno. E Roberta Vianello, consigliere regionale, grazie consigliere per essere con noi. Allora io darei la parola al sindaco, no, per un saluto. Padrone di casa. Grazie mille, buongiorno Fiesto d'Artico, saluto tutti i comuni che sono qui presenti con le rappresentanze in costume e anche le squadre dei tiranti. Volevo solo ricordare una cosa, se mi permettete, oggi è la festa dei nonni. È vero! E facciamo un augurio a tutti i nonni presenti. Eccoli là, grazie ancora. E anche oggi è la giornata nazionale del sì per l'AIDO, quindi è un'azione umana che consiglio a tutti. Saluto i sindaci presenti e un ringraziamento speciale alla Proloco di Fiesto d'Artico che ogni anno mette in scena il Palio del Ruzzante, che se non ci fosse la Proloco non si potrebbe fare. E ringrazio soprattutto i padroni di casa che ci ospitano, la famiglia Ghirardo che ci mette a disposizione questo angolo di paradiso. Grazie sindaco, grazie mille. Allora io so che il gruppo degli sbandieratori dei musici di Noale ha un'altra bella coreografia da proporci, adesso a 4 mi hanno anticipato, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta. Io le coglierei ancora con un grande applauso, sbandieratori e musici Tempesta, il gruppo di Noale.
vedo complicata, bravi. Hanno potuto allietarci in questo pomeriggio con questi bellissimi numeri grazie al gruppo Tempesta. Allora siamo arrivati a questo punto anche al momento in cui inizia ufficialmente il palio. Un applauso anche ai musici che sono bravi, hanno dato ritmo, hanno scardito. Com'è faticoso suonare a tempo, a ritmo? No, sì, come no. Allora, siamo pronti, dicevamo, per il palio, quindi da questo momento si entra nella sfida, cari amici. Qui alle nostre spalle vediamo già un'imbarcazione. Sì, la Voga Riviera del Brenta, un applauso agli amici della Voga, eccoli là, guarda che meraviglia. Che belli, che belli. E si vanno a posizionare intanto, perché tra poco saranno proprio loro i protagonisti di questa sfida. Allora, ricordiamo che questi tre gruppi ovviamente si sfidano quest'anno per la 17ª edizione del Palio del Ruzzante. Ringraziamo ovviamente ancora tutti i volontari che sono presenti oggi. Vi ricordiamo che ci sono i mercatini lì in fondo, i mercatini dei bambini, poi tutta la zona del ristoro. Hanno detto che ci sono le frittelle di mele che sono una delizia, io ve lo dico, amici. Buonissime. Ecco, se avete voglia di qualcosa di dolce. E quindi noi siamo pronti per dare il via, adesso aspettiamo ovviamente che prendano postazione le tre formazioni delle tre squadre. È arrivato il balletto. Importantissimo, allora invitiamo tutte le squadre che devono partecipare a venire qui vicino al palco perché ci servono un attimo due dati, quindi tutte le squadre si mettono qui alla mia destra dove c'è questo signore della Proloco con il giubbetto azzurro. Ci troviamo qui con la presidente del Proloquio di Fisto d'Artico che ci spiegherà, chi non sa, cosa si svolgerà qui con la presidente appunto Raffaella Barbato. E prego, spiegaci come funziona un po'. Buongiorno, allora il nostro palio è nato 17 anni fa, appunto guardando delle vecchie foto e leggendo proprio i racconti del Ruzzante in cui parlava di questi tiranti che tiravano le barche dal fiume e le portavano fino a Venezia. Una parte in discesa e una parte in salita. 17 anni fa l'amministrazione comunale che c'era a quel tempo hanno pensato di mettere in pratica e di fare un palio con i comuni limitrofi in questo palio di questa rievocazione storica che esisteva una volta. Ci siamo prodigati noi come Proloco che eravamo già esistenti 17 anni fa e abbiamo continuato questa avventura, diciamo, con il palio, che è una manifestazione molto sentita, molti ragazzi anche vi partecipano, si vestono e ci danno soddisfazione di continuare. Ecco. Siamo un po' penalizzati quest'anno con le squadre perché abbiamo dovuto rinviarla da domenica scorsa perché era previsto brutto tempo e alcune squadre erano già impegnate in altre gare, in altre manifestazioni. Ecco, quest'anno abbiamo un palio fatto dal professor Lucio Zatti che ha insegnato artistica nel liceo di artistica di Venezia e lo ringraziamo tantissimo. Venite a Fisto d'Artico che se no vi perdete qualcosa di molto bello. Esatto, grazie Raffaella e noi ci vediamo con la continuazione. Ballano, però cercherò di dire qualcosa tra un ramo e l'altro. Sì, la natura è molto ricca, quindi meno male. Allora, vedo che intanto hanno già consegnato la corda, quindi evidentemente sono nell'imminenza della partenza, perché ricordiamo che ci sarà questa corda con la quale poi gli atleti e quindi le squadre protagoniste trascineranno il gurcio in questo tratto di acqua. Ecco, la corda è stata consegnata. E mi sembra che siano andati, quindi se volete possiamo incitare la formazione di Mira. Ecco che stanno arrivando, come vedete ci vuole davvero grande forza, guardate, un po' di energia, stanno trainando, ecco gli amici di Mira che stanno incitando i loro bellini, stanno correndo, stanno dando il massimo, anche i rappresentanti dell'amministrazione fanno un massimo, ecco li vediamo passare.
sotto la nostra postazione, vedi che forza ci vuole, non è veramente da poco. Ecco che stanno dando l'ultimo impulso perché ci sono ancora un po' di metri da percorrere. Guardate come se la raccontano gli amici della Voga della Diana e Brenta, adesso non devono più faticare, si fanno trascinare. Sì, stanno guardando. Ed è molto più facile così, no? Rispetto a Chiaremare naturalmente. Ecco che siamo veramente al rush finale. Li vediamo arrivare verso la parte conclusiva, quindi tra poco andremo anche a definire il primo tempo di manche. Per quanto riguarda gli amici di Mira, intanto io vado a posizionarmi vicino ai cronometristi proprio per vedere quello che è il primo tempo di questa manche. Io farei un applauso a prescindere perché sono stati bravissimi. Bravi ragazzi! Abbiamo dato il tempo 1:39:10, 15 per Mira, adesso andiamo subito a vedere con il secondo tempo se si tratterà di un buon inizio o se invece sarà un tempo migliorabile, lo capiremo solo tra poco. Tra l'altro proprio vicino al palco vediamo esposto anche il bellissimo vessillo, il palio, no? Vogliamo ricordare un po' di informazioni. Il palio che verrà consegnato quest'anno, ogni anno è diverso. Tra l'altro ricordiamo che questo palio l'hai fatto tu! Che lo descriva leggermente, insomma, perché mi sono un po' anche divertito, no? Ho pensato a questa venezianità, che ci sia appunto questo ricordo di questo leone di pietra, no? Sopra questo punto dove appunto c'è l'iscrizione e tutto. Questa signora è un po' come dire sorpresa ad aver visto questo leone, un po' così con gli occhi sbarrati, no? Stava raccogliendo delle ortensie che le sono cadute, no? E c'è quel gatto che si è gatto un po' una maniera così costante, mi piace vedere un gatto un po' dappertutto. Il gatto si è nascosto perché insomma non si sa mai cosa può succedere. E alla fine mi hanno messo un po' la Veneta perché ho messo appunto l'anno e scritto in caratteri latini e poi ho messo tutto Venetus Specific. Abbiamo sentito anche la storia, però hai visto come? Allora siamo pronti mi sembra per la seconda manche, cominciamo ragazzi di facce tirate, affaticate ma pieni di energia. Vedo che hanno anche il motivatore davanti, loro hanno scelto uno che incita praticamente e mi sembra un bel modo, no, effettivamente per riuscire ad avere tutta l'energia giusta per arrivare fino in fondo. Hanno superato abbondantemente la metà della gara, adesso si stanno avvicinando verso la parte conclusiva, quindi io mi avvicinerei anche verso lo spazio dove c'è il cronometro. Tanto siamo sempre in attesa dai nostri amici cronometristi che ci diano il tempo della manche di Vigorovo prima di far partire ufficialmente la terza tornata, quella di Campolongo. Vivere le emozioni di questa 17ª edizione del Palio de Ruzzante, ma un ringraziamento va anche a tutti i volontari che oggi si sono dati anima e corpo per realizzare questo evento che, ricordiamolo, doveva essere la settimana scorsa, a causa maltempo è stato rimandato fortunatamente per oggi con una bellissima giornata, quindi grazie anche a chi all'alto ci ha ascoltato e ci ha portato una bella giornata di sole. Grazie anche ancora alla Proloco perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile e ovviamente il supporto del comune di Fiasso d'Artico. Allora siamo pronti per la terza manche, inviterei come prima, invitiamo il pubblico a ritornare diciamo così nella zona più sicura, quindi al di là della linea degli alberi, se siete così gentili, grazie. Io non sono esperta del settore Gianni, però penso non che sei il momento... una burciologa tu, no? Non sono una burciologa, però penso che il momento anche più faticoso dei ragazzi sia proprio l'inizio, cioè sì. Iniziare dando la leva giusta per ovviamente poi farsi anche un po' trainare da quella che è la corrente. Non parte il movimento, ma sono loro che devono iniziare a trascinarle, quindi sono loro il motore di questo burcio. Se lo ricorderanno sarà frutto sicuramente di qualche sogno notturno o di qualche incubo. Lo metteranno nel curriculum anche. Sicuramente, abbiamo fatto i tiratori del Palio de Ruzzante. Quindi siamo pronti per incitare anche gli amici di Campolongo. Ecco i ragazzi di Campolongo che sono lì pronti a partire. Qualche secondo al via. Ecco li vedo in movimento. I ragazzi hanno cominciato i primi passi per iniziare ufficialmente la loro manche. Eccoli che piano piano si stanno muovendo per arrivare verso il punto di partenza, hanno iniziato a tirare, sono partiti, anche loro vedo che hanno il motivatore davanti, evidentemente. Tecnica di Vigonovo per Campolongo Maggiore, forza ragazzi! Eccoli, Campolongo che sta arrivando, li vedo carichissimi,
Ma che facce tirate che vedo, davvero sono molto affaticati, mentre stanno trascinando con tutta forza. C'è la fidanzata di qualcuno che sta immortalando, hai visto, di corsa? Esatto, così mentre rimane se la nella godono storia. I nostri amici della Voga Riviera del Brenta, che vengono Meravigliosi, trainati. eccoli là, che se la stanno godendo anche sì. loro, questo bel giro ogni tanto, un bel giro tirati, non è male. Siamo agli ultimi metri, ecco, vediamo che stanno producendo il massimo sforzo. 1,39, 1,40, hanno superato evidentemente il tempo di Mira, 1,42,50, 1,42,50, quindi 1,42,50 in questo momento non sono in testa, dobbiamo dirlo. Ecco, ricordando quello che c'è qui all'interno, oltre naturalmente al punto ristoro, che è sempre una roba importante, però ci sono anche degli elementi attrattivi, ad esempio ci sono gli antichi mestieri, tu mi insegni. Antichi mestieri, quindi per andare a ripercorrere anche tutto quello che facevano i nostri nonni, i nostri avi, insomma tutte quelle persone che... Anche un po' più indietro, in anche un verità. po' più indietro, sì. Però diciamo che queste tradizioni non devono essere perse e grazie anche a questo palio possono essere rivissute dai grandi e dai piccini, perché è importante farlo vedere anche dai piccoli, che non ci sono solo i telefonini, ma ci sono anche tante altre bellissime attività e mestieri che una volta erano le principali. E lo ricordiamo, qui c'è anche un pezzo di storia, perché a fianco alla cassa c'è una bella rappresentazione e i momenti scattati questa volta da una bella fotocamera che hanno rappresentato e che ci parlano di quelli che sono stati gli altri 4 eventi organizzati dalla Proloco di Fiesto d'Artico in questa estate davvero fantastica. E poi ritroveremo anche più tardi quelli che sono i nostri ospiti di oggi, sono venuti da Noale con la bellezza dei loro costumi, con il ritmo dei loro tamburini, ma soprattutto con la capacità e la coordinazione dei loro sbandieratori che hanno fatto delle cose meravigliose. Io prima 1:39,10 il loro primo tempo, ma adesso devono cercare di migliorarlo e soprattutto quantomeno di avere un tempo inferiore rispetto a quello di Vigonovo, 1:32,2. Qui invece abbiamo tutta la squadra. Sosteniamo Mira, forza Mira! Ragazzi! Abbiamo anche dei piccoli sostenitori! Sostenuti dalle mogli, dalle fidanzate, dai figli che stanno correndo con loro, potessero, soffierebbero pur di dare un po' di forza anche a loro per trascinare questo burcio della Voga Riviera del Brenta. Non lo so, la sensazione però sembra più dura per i ragazzi di Mira dell'andata, non lo so perché, vedremo però il tempo. Adesso lo verifichiamo perché stiamo veramente andando verso gli ultimi metri, c'è un tempone. 1:28,3 quindi per Mira. Sono affidavi, c'è qualcuno che mugugna, attenzione, io sento qualcuno che mugugna. Ci sono tutti i tempi registrati dai nostri cronometristi, quindi non c'è trucco, non c'è inganno. Non c'è inganno, comunque 1:28,3, adesso magari tu che sei bravo in matematica mi farai la somma dei tempi. Certo, ecco. io che ho fatto questo il liceo incarico. classico, giustamente. Giustamente, ho fatto ragioneria, ma è meglio che non li faccio i conti, fidati. Dicevamo poi al termine ci saranno naturalmente le premiazioni, ma avremo anche un'altra esibizione degli amici di Noale, perché sono qui con noi quest'oggi per regalarci tutta una serie di bellissime coreografie. Prima già ne abbiamo visto un paio di molto belle, ma se rimanete con noi, poi come sempre il pezzo forte si tiene alla fine, insomma è normale. Prendiamo ancora qualche istante per far concentrare gli amici di Vigonovo, che adesso dovranno prodursi nel massimo sforzo, visto anche il risultato di Mira davvero importante. L'1:28,3 ha sparigliato le carte, quindi sicuramente dovrebbe richiedere una performance di alto livello da parte dei ragazzi di Vigonovo per riuscire a tenere testa a quelli di Mira, che tra l'altro sono i vincitori dello scorso anno. Forse effettivamente è proprio anche l'esperienza che in qualche modo ha giovato in questa doppia manche. Vedo che si stanno muovendo, quindi siamo pronti. Invito il pubblico a ritornare quindi nella fascia dietro gli alberi, grazie, siete così gentili. Ecco che hanno iniziato a tirare, stanno dando il meglio, anche loro hanno il motivatore davanti che sta cercando di incitare, di dare la forza e il ritmo a questi ragazzi. Incitiamoli anche noi, forza Vigonovo! Ce la stanno mettendo tutta! Bravissimi anche loro che stanno producendo il massimo sforzo, guardate la faccia di questi ragazzi che stanno dando davvero il massimo. Eccoli qua, gli amici della Voga Riviera del Brenta che intanto se la raccontano tranquillamente. Tutta la vita così, vero? Immagino, meglio così. Prossima volta salto anch'io in barca con voi, mi faccio un bel giro trainato. Eccoli i ragazzi di Vigonovo che stanno arrivando verso la parte conclusiva, stanno dando l'ultimo sforzo
Io intanto mi porto verso la zona del cronometro, vediamo se stavolta funziona, è sempre un punto di domanda quest'oggi. C'è. C'è, quindi abbiamo il tempo. Ecco che si stanno riposizionando, ricordiamo che in palio c'è questo bellissimo vessillo che è stato realizzato, l'abbiamo sentito prima da il signor Zappi, che ci ha anche presentato nel dettaglio tutta la spiegazione di che cosa è stato ritratto e realizzato in questo bellissimo appunto palio, che poi verrà consegnato ai vincitori di oggi di questa 17ª edizione, con Mira che ha messo di nuovo un'altra autorevole candidatura alla vittoria finale, e vediamo se riusciranno ad avere ragione degli amici di Mira. Eccoli che si stanno avvicinando al loro passaggio sotto la tribuna centrale. Incitiamo come si deve anche gli amici di Campolongo, io direi che tutti quanti meritano il nostro incitamento visto lo sforzo massiccio che stanno facendo. Eccoli che stanno passando, c'è anche il rappresentante dell'amministrazione comunale che sta correndo con loro. Forza ragazzi di Campolongo, eccoli al massimo, stanno tirando con tutta l'energia, con tutta la forza, stanno dando il massimo per vedere di recuperare il tempo di Mira. Eccoli che si stanno avvicinando verso la parte conclusiva, abbiamo superato la metà della gara abbondantemente, però insomma vediamo se intanto possiamo già eleggere i vincitori del palio, poi naturalmente i cronometristi ci daranno il risultato finale. Io intanto mi avvicino alla prestazione dei cronometristi. Allora, chi vince? Ufficialmente Mira? Vincono i blu, quindi vince Mira! Un grande applauso. In seconda posizione i gialli di Campolongo che sono secondi, e terzi invece gli amici di Vigonovo che sono arrivati in terza posizione. Questo è il verdetto ufficiale dei cronometristi, quindi Mi fido. è un verdetto. Siamo contenti quindi per gli amici di Mira. Vince Mira, vince Mira, che si sì. aggiudica questa seconda vittoria. Meravigliosi Mira, perché riesce a confermarsi tra l'altro. Io saluterei anche gli amici della Voga Riviera del Brenta, facciamo un applauso anche ai vogatori della Riviera del Brenta, grazie ragazzi! Grazie. Eccola, Sara Piccione la vede lì in lontananza. Ecco, magari se volete accompagnarla così la salutiamo, ce la teniamo qui anche per le premiazioni, se sei d'accordo. Sì, certo. Ciao Sara, benvenuta. Abbiamo anche qui ovviamente gli amministratori comunali che ritornano sul palco. Ecco Sara, tu quando hai vinto il titolo di Miss Riviera del Brenta, raccontaci. Ecco, quando è successo? Il giorno preciso non me lo ricordo. Il mese? L'anno? Era un tempo. A settembre, allora è successo recentemente, insomma, ed è una cosa... Fresco. È fresco, Allora facciamo fresco. la foto con i Con vari i sindaci, ecco, con Miss Riviera del Brenta. Anche perché guarda caso sono tutti uomini, quindi mettiamo una quota rosa anche, Ci sta bene. una quota rosa all'interno di queste amministrazioni comunali. Prima avevamo in verità la consigliera di Consigliera regionale Roberta Lerner che sta è lì, immortalando il però momento. una presenza politica femminile ci vorrebbe. Roberta, sì. Venga! Gli altri sono scappati, no? No, adesso sicuramente arriveranno. Stiamo cercando di recuperare un po' di fiato, un po' di energia. Quindi io direi di avvisare tutte le squadre di avvicinarsi al signore che ha lavorato con tanta generosità a questo palio. Eccolo, venga vicino a noi. Sei in veste di lagunare. Si giri da questa parte a favore del pubblico. Abbiamo la situazione lagunare a Camponogara, facciamo anche noi varie attività. Abbiamo fatto l'alzabandiera questa mattina a Camponogara, poi eravamo anche a Sandrocchia, alla festa Veneto. Abbiamo i nostri amici che fanno anche volontariato, eccetera. Bisogna darsi da fare, insomma, bisogna darsi da fare a disposizione della comunità, che è una bella cosa. Abbiamo una certa età, però siamo ancora, credo, validi e ci diamo. Direi che questi volontari invece è proprio, nonostante gli anni che passano, sono sempre sul campo, questo è un bel esempio anche per i più giovani. Io direi che sarebbe bello avvicinare anche tanti ragazzi a dargli una mano, perché voi il cuore ce lo mettete anche la forza, però magari... Sì, diciamo, non c'è più la leva come una volta, la leva militare, ovviamente, noi facciamo parte proprio della vecchia
latte a leva, ecco, però abbiamo anche delle signore, abbiamo parecchie signore che sono simpatizzate e vengono con noi, i raduni, non siamo forti come i latini come numero, però quando facciamo i nostri raduni 5-6 persone Vi difendete bene, dai. e quindi viva San Marco sempre, perché noi finiamo sempre a viva San Marco. Ecco, infatti il leone ce l'ha messo pure. Hai capito, il leone, questa è la terra del leone e quindi dobbiamo pensare alle nostre tradizioni, da dove veniamo e cosa siamo e dove andremo anche. Si spera. Ecco, intanto sta arrivando le bottiglie per, certo, del premio, insomma, Premi vari che verranno consegnati. con cui festeggeremo insieme ai vincitori. Certo. Vedo che le squadre si sono raggruppate, quindi direi che possiamo andare a fare anche le premiazioni. Vi vedo due. Raffaella qui che Ciao Raffaella, siamo pronti per le premiazioni? Ok, devo portare delle altre cose, quindi aspettiamo. premi. È vero, Quindi quindi. 17ª edizione, quindi E poi segniamo anche per la chiusura, quindi magari rimanete qui perché poi magari facciamo un ultimo spettacolo per chiudere. Adesso invece, amici, è il momento delle premiazioni. e allora iniziamo da terzo classificato, quindi Certo. il gruppo di Allora, intanto inviterei Mister, se siete d'accordo, ecco così, ecco la nostra Sara qui con noi. Ecco, terzi classificati, prego, rullata di tamburi. Sì, sta lo stesso, terzi classificati gli amici di Vigo Novo. Eccoli, brava, terzi classificati, eccoli salire. Bravi ragazzi, bravi comunque perché Bravi. lo sforzo è stato davvero Io andrei anche a presentare perché volevo ringraziare e salutare personalmente tutti questi ragazzi perché dicevo prima è grazie a queste squadre, grazie alla volontà e anche alla carica di questi ragazzi che si può realizzare il palio, quindi li andiamo a presentare uno a uno. Allora io inizierei da qui dietro, ci date il vostro nome perché noi lo riconosciamo. Vabbè, trovate il capitano tu? Siete fondamentali, siete un viaggio fondamentale, ogni anno selezioni insomma la tua squadra, presentiamo anche gli altri ragazzi che hanno faticato. Allora, ci sei? Ciao Thomas, poi. Ecco, posso dire che lui mi sembra il più affaticato di tutti? No, infortunato, ha una faccia dilaniata proprio. Allora, avete dato tutto, senti, quanto vi siete preparati per arrivare a questo momento? Ecco, perché non pensiate che basti semplicemente essere forti, bisogna anche imparare un po' la tecnica, insomma non è una cosa facilissima. Ecco, non sono troppo forti da in palestra, è un'altra cosa. Allora, abbiamo dei premi per loro per tirarvi su, abbiamo i biscotti di Arruzzante, abbiamo un po' di qualcosa di buono da bere, così almeno vi ritirate su e potete brindare a questa vostra partecipazione. Consegnano naturalmente gli amici della Proloco, ma anche il sindaco e la nostra miss della Riviera del Brenta. Ecco, i complimenti davvero, grazie a questi ragazzi. Sono arrivate altre due miss. Altre due miss. Miss il Paolo Shopping Center e Miss Angelina. Ok. Bellissimi ragazzi di questo territorio, rappresentanti ovviamente della bellezza della Riviera del Brenta. Ecco, uniamo quindi la bellezza alla forza quest'oggi. Sì, oggi sì. Allora inviterei tutti i fotografi a fare la foto, mettete qua davanti Abbiamo anche un ragazzi. premio in denaro. Ah, pure, che bello! Che sicuramente sarà una cosa molto gradita. Allora io inviterei i nostri vincitori, anzi i terzi classificati, vincitori della terza piazza, se mettete qui davanti cari amici per fare una foto ricordo. Ci mettiamo qui perché poi tra l'altro siamo proprio in controluce, altrimenti Ecco. venite proprio solo con la luna e Venite invece qua, vogliamo vedervi. magari vi mettiamo davanti delle miss vicino se siete d'accordo, così vi Il sindaco alternate. di Viganova, E il certo. sindaco, ecco, vi mettete qua tutti qua uno vicino all'altro. Di qua invece così. Ecco, stringetevi un po' perché non c'hanno il super grandangolo, altrimenti non ce la fanno. Anzi gli atleti io li metterei anche giù, non so se richiedono uno sforzo troppo, e adesso ce lo fate anche per guardi. Hanno anche il premio in denaro che adesso consegneremo al capitano. Vieni Raffaella, eccoli, lo consegniamo ecco, 200 euro per loro, il premio in denaro, un grande applauso agli amici, grazie classificati. Complimenti ragazzi! Grazie a Raffaella che come sempre è uno dei motori della Proloco che consente di realizzare queste bellissime cose. Vi spingete, mettete qualcuno giù perché altrimenti non ci state, non c'hanno il grandangolo, dicevo prima, hanno l'obiettivo normale. Ecco, grazie.
carino quando avete fatto la foto di rito, cari fotografi, ecco che stanno immortalando. Facciamo il tempo. Solo i fotografi sono questi davanti con la macchina fotografica, grazie, eccoli. Perfetto, grazie mille, un grande applauso allora per i terzi classificati, viva Novo, ciao ragazzi, ancora complimenti. Gianni, ho ricevuto in questo momento la comunicazione che i vigili di San Asme hanno mandato un messaggio Addirittura per Abbiamo lasciato due fratelli. è qui, ci hanno mandato un messaggio, vi ringraziamo, li salutiamo, ovviamente non potevano essere qui oggi, però ci hanno promesso che tornano l'anno prossimo. Ci saranno, quindi grazie Grazie ai nostri amici francesi, davvero gentilissimi. Sì, questo ponte che abbiamo creato con i confini d'oltralpe. Senti, allora siamo al secondo posizione, Piazza d'Onore, attenzione! Oh! Bene ragazzi di Campolongo! Eccoli, sulla fascia gialla, Campolongo! Bravissimi anche gli amici di Campolongo, eccoli fare passerella corti dalla loro rappresentante dell'amministratore comunale, bravi ragazzi, Qui vado complimenti! io a chiedere un po'. Vai, che sono anche più contenti se vai tu, vai pure, vai! Ho il cavo. Eccoci qui, tu sei Giuseppe. Fabio, Alex, Giorgio, Pietro. Che capitano? Allora, com'è andata? Soddisfatti comunque, secondo posto? Beh, senz'altro soddisfatti, comunque è stata una brava gira e abbiamo dato il massimo come sempre, che abbiamo sperato prima, quindi siamo contentissimi del nostro risultato e soprattutto della sua partita. Bello, questa è la cosa bella, perché non c'è solo un discorso di gara, ma un discorso anche proprio di aggregazione, fratellanza e amicizia, quindi bravi ragazzi, complimenti con questo secondo posto. Possiamo andarla a premiare? Sì, allora facciamo premiare sempre ovviamente al sindaco e a Sara. Ecco, consegniamo i biscotti con la R del Ruzzante, produzione artigianale che ricorda le tradizioni e poi naturalmente un buon brindisi per tutti loro che hanno partecipato. Così questa sera aiutiamo a farli dormire un po' meglio, anche se sono sicuro che con tutta la stanchezza dormiranno dritti stasera. Già alle 10 sono già a letto secondo me tranquillamente. Eccoli che consegniamo le bottiglie. Ah vabbè, abbiamo la Prioco che sono bravi da tutto, bravi da tutto. Allora io direi ci mettete davanti ragazzi per la foto ricordo, grazie, con l'amministrazione dei nostri amici naturalmente di Campolongo. Ecco, vedi loro che bravi, sono già sistemati, stanno già stringendo, hanno già capito come si fa. Ecco, cortesemente guardate verso di là perché altrimenti c'è il sole che dà fastidio, è un problema tecnico. Ecco, così guardate verso sinistra. Foto ricordo per gli amici, seconda piazza per Campolongo, evviva! Bravi ragazzi! Anche qui ovviamente c'è un premio economico, giustamente, come si chiama l'infortunato? Fabio che ha dato tutto, infatti adesso si sta curando molto bene, niente di preoccupante, nulla, perfetto, tutto a posto. Bene, ci manca da premiare il gruppo che ha vinto questa 17ª edizione del Fabio. Ecco, io vorrei sempre gli amici di Ruale che sottolineano, ci sono anche le trombe? E allora vincono gli amici di hanno portato anche il gruppo più numeroso di Fars, guardate lì, gente che sta dando tutto. Venite più in qua così complimenti, ci spalmiamo lungo il palco. Allora io vado subito con le presentazioni. Chiedi anche il metodo di allenamento, che sono curioso, voglio sapere come si sono allenati, cosa usate per allenarvi, fateci capire il segreto. Allora, ciao a tutti, noi siamo di Mira e il nostro metodo di allenamento è il CrossFit. Ah, ecco. Per chi non lo conoscesse è un allenamento funzionale ad alta intensità e anche con una componente aerodinamica, molto aerodinamica. Ma siete gli stessi dell'anno scorso? Uguali? Non è cambiato nessuno? Però ecco, lui è rimasto, quindi sì. Vai a sentire il migliore, scusami che volevo sentire la voce del migliore. Ha detto lui, facciamo un applauso al migliore, ha detto lui, non avrebbero vinto senza di lui praticamente. E allora Gianni, complimenti ragazzi.
hanno detto. Sono allenati. L'hanno messo però. Però fatemi capire, è più dura il crossfit o più dura trascinare trascinare la barca sinceramente è un bello sport. Sì, è una bella sfida, ma siamo abituati a sfide totalmente variate, È diverso. stato bello. Ecco, quindi abbiamo dato l'input in Crociano per chi vuole partecipare deve fare crossfit, questo è il segreto. Avete un anno di tempo, quindi Bravi, iscrivetevi subito in palestra. Allora, premiamo, quindi faccio Sì. io lato. Consegniamo allora i premi all'amministrazione comunale, anche Raffaella che naturalmente dà uno dei premi più ambiti, cioè quello della parte economica. Ok, perfetto, la consegniamo quindi i premi, i biscotti di Ruzzante, le bottiglie, ma soprattutto ci prepariamo al momento più importante, alla consegna del palio, cioè il sindaco di Fiesto d'Artio che lo sta per consegnare. Io farei ecco qua un rullo di tamburi, avete ragione, fatemi sentire, diamo una bella rullata. Forza! E anche l'autore del palio insieme al sindaco per consegnerlo, il signor Lucio Zatti. E consegniamo quindi il palio! La 17ª edizione del palio del Ruzzante! Ufficialmente vincitori sono i ragazzi di Mira! E allora abbiamo consegnato e abbiamo dei vincitori anche quest'anno, insomma bellissima questa gara, bellissima questa giornata. Io direi anche per loro una foto ricordo, ve li mettiamo in posizione come prima. Chiedo ai fotografi, scusate ragazzi, ve li mettiamo in posizione come prima. Venite a centro palco cortesemente. Centro palco. Ecco, qualcuno giù, qualcuno su, magari alternatevi così almeno ci state tutti. Ecco, noi farò tornare anche da tutti i rappresentanti delle varie amministrazioni e loro ci sono tutti naturalmente, li mettiamo tutti quanti stretti se ci stanno a celebrare i vincitori del palio. Eccoli. Casomai allargatevi un po' per farceli stare tutti perché altrimenti la vedo dura. Eccoli che... Niente, non ci stanno qui. Fatevi un po' più indietro, fotografi. Ecco, si spostano i tamburini così ci state tutti, grazie. Io direi anche un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo grande evento, perché ricordiamolo che in verità la Proloco sta lavorando da circa un mese, l'abbiamo detto più volte, sono davvero stanchi e provati, ogni anno fate sempre più eventi, Raffaella, siete bravissimi, la buona volontà non manca. Ringraziare soprattutto tutti quelli che mi hanno supportato questo mese. La Proloco è stata bravissima e ringrazio tutti sicuramente che nelle varie percorsi sono stati bravissimi. Ecco, questa è la voce di Raffaella, abbiamo anche la linea al sindaco che naturalmente fa un saluto a tutti quelli che hanno partecipato. Ringrazio le squadre, tutti i cittadini, tutta la comunità di Fiesto d'Artio dove ha partecipato, ringrazio Gianni e Chiara, siete stati bravissimi, anche perché non è semplice correre dietro i tiranti e riportare i tempi e quindi brava Chiara e benvenuta al palio, speriamoci ancora, grazie Gianni e ci vediamo all'edizione dell'anno prossimo, alla 18ª edizione. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Ecco, grazie al sindaco, io finirei se siete d'accordo ancora con una bella esibizione dei nostri amici di Noale, quindi chiudiamo in bellezza con il gruppo di Noale degli sbandieratori che ci regala ancora un momento di spettacolo per celebrare questo palio e ancora un applauso agli amici di Mira, grazie mille di essere stati con noi, grazie a tutte le squadre, siete stati fantastici, grazie davvero, complimenti. Cosa ti dici? Col bastardo. Guarda qua che sei con la bottiglia panina. Hai visto? Guarda se bocca qui,
questo bellissimo racconto e per averci regalato insieme a tutti i volontari della Prologo che stanno questo bellissimo palio. Passando sulla parte conclusiva grazie proprio ai nostri amici. Ciao amici di GD Ferro Team, ci troviamo qua con Sara Piccione, la vincitrice di Miss Riviera del Brenta. Come ti sei trovata? Cosa ne pensi di questo evento qui? Ciao, mi sono trovata veramente bene, è stata una bellissima esperienza. Una giornata un po' dura, però bellissima. Infatti non vedo l'ora di rifarla anche il prossimo anno. Ti è piaciuto questo palio del ruzzante? Sì, mi è piaciuto un sacco, davvero tanto. Bene, grazie mille Sara. Amici, ormai l'evento del palio del ruzzante si è concluso. Noi comunque ci rivediamo al prossimo evento, mi raccomando restate collegati e un bacio da Beatrice.